Che molte donne, soprattutto dopo aver fatto il loro percorso, però rimanevano unite ai loro uomini dal fatto che avessero dei figli. Quindi i figli rimanevano il legame tra loro e l'uomo che con una estremissima difficoltà avevano deciso di lasciare. Nel momento in cui non fosse stato questo stabilito un decadimento della potestà genitoriale, ma che fosse stabilito un affido condiviso, quindi terminate tutte le misure di protezione che riguardavano la donna, ma anche gli incontri protetti tra il padre e il minore, succedeva un fatto molto importante. La donna si ritrovava a dover parlare, a dover comunicare, ad avere a che fare con il partner che aveva lasciato, ma ritrovava lo stesso partner violento. I figli, dopo aver espletato tutte le fasi dove magari questi incontri avvenivano in sicurezza, si ritrovavano ad avere a che fare con un padre che avevano lasciato violento e che avevano ritrovato violento. Allora mi sono detta, ma perché l'onere di uscire dalla violenza, di affrontare la violenza deve essere solo delle donne? Perché le donne devono essere costrette a lasciare le loro case, a entrare in protezione, a lasciare le loro vite, le loro amicizie, a cambiare stile, proprio tutte le abitudini, continuare a cambiare i numeri di telefono, continuare a cambiare i telefoni, insomma denunciare il proprio partner o ex partner non è mai una scelta facile per una donna, è una scelta sempre molto sofferta, perché quel partner l'hai anche amato, nonostante il male che può esserne derivato da una relazione assolutamente non paritaria, non libera e se vogliamo anche dire non sana, però quel partner è stato il tuo compagno, magari anche per tantissimi anni, e allora non è facile denunciare, ancora meno diventa facile denunciare se, come dico sempre, nella coppia ci sono stati anche dei figli. Allora ho detto, ma perché le donne devono avere l'onere di affrontare tutto questo, seppur accompagnate, non sempre, ma meno male, sempre più spesso, da chi può loro offrire servizio e sostegno, e in questo va veramente un grandissimo merito al lavoro dei centri antiviolenza. Ma dico, se la violenza riguarda gli uomini in primis, questi uomini, nel frattempo che le donne fanno tutto questo, in verità che cosa facevano? Che responsabilità si prendevano e come se questa responsabilità, se in qualche misura se la prendevano, come, attraverso che cosa? E mi sono resa conto che in verità questo percorso da parte dell'uomo non c'era, non avveniva, non c'era uno spazio dedicato, un servizio strutturato, specifico, che potesse accogliere questi uomini e potesse far comprendere loro, vedere loro quello che andava visto e andava compreso. Allora voi mi potrete dire, sì, va bene, però l'uomo nel frattempo ha incontrato delle persone, che sono incontrato il proprio avvocato, ad esempio, avrà incontrato dei giudici, se per ipotesi c'è stata una condanna, avrà incontrato le forze dell'ordine in qualche misura, se è stato ammonito, se è solo stato avvisato anche in maniera non ufficiale ma ufficiosa. Allora a questo punto qualcuno gli avrà detto che doveva smettere di utilizzare un determinato tipo di comportamento, qualcuno gli avrà detto che doveva smettere di essere violento. E allora io vi dico, e questo ve lo dico poi per la mia attuale esperienza di lavoro che oramai dura da 2 anni e mezzo, che nessun uomo smette di essere violento per cui qualcuno gli dice che lo deve fare. Un uomo smette di essere violento se intraprende un percorso strutturato, un percorso che innanzitutto gli faccia vedere la violenza,
gliela faccia riconoscere questa violenza. La violenza non è solo fisica, questo noi lo sappiamo tutti. Anche se quella fisica fosse più facilmente riconoscibile, spesso non è riconosciuta né dalle donne che la subiscono né dagli uomini che la agiscono. Eppure uno schiaffo è uno schiaffo per tutti, ma alle volte in alcune relazioni questo schiaffo può essere considerato un gesto d'amore. E se ci si confonde su questo punto, e spesso questo avviene, è veramente molto molto difficile identificare quando si sta in una relazione violenta. Non parliamo poi della violenza psicologica, che ha tutta una sua complessità ancora più difficile da riconoscere, perché vogliamo dire che fare una battuta a tavola con gli amici e in qualche modo in quell'occasione all'interno di questa battuta sminuire la propria partner, cosa vogliamo considerarlo? Vogliamo considerarlo un gesto aggressivo? Io dico che pochi di noi riconoscono in questi gesti quotidiani, giornalieri, che sono delle gocce che scavano, riconoscono un comportamento offensivo che rende il rapporto non paritario. C'è anche un altro aspetto, a mio parere, che rende difficile l'uscita dalla violenza. Questo per quanto riguarda le donne. Scusate se torno indietro, purtroppo io sono molto anarchica, scrivo delle cose che puntualmente non rispetto, perché mentre parlo mi aggancio a pensieri, sensazioni, emozioni che comunque ho piacere di condividere. Molto spesso all'interno di una relazione la donna non riconosce come grave quello che avviene, perché l'uomo non è sempre violento. Ci sono momenti in cui può esserlo, e questo abbiamo visto, può essere una violenza psicologica, può essere una violenza fisica, ma poi l'uomo torna a essere quell'uomo che la donna ha incontrato, di cui si è innamorata, gentile, premuroso, con tutta una serie di attenzioni, di caratteristiche, per cui la donna si sente centrifugata. A che cosa deve credere? Deve credere allo schiaffo che ha ricevuto 5 minuti prima, o deve credere alle parole d'amore che seguono, a tutti i gesti e alle dimostrazioni d'amore che seguono, anche per un periodo che può essere più o meno lungo? Questo la donna non lo sa, si confonde sempre di più, ed è difficile per questo uscire dalla violenza. Questo per quanto riguarda le donne. Per quanto riguarda gli uomini abbiamo detto importante riconoscere la violenza. Spesso i nostri uomini ci dicono: ah sì, ma io mica mia moglie l'ho mai picchiata. Sì, l'ho spinta qualche volta, ma mica l'ho picchiata, mica le ho dato uno schiaffo. E allora è importante comprendere e far comprendere a loro, attraverso logicamente una modalità giusta e professionale, che no, non è solo una spinta. Quella spinta porta in sé un messaggio, perché la violenza è un linguaggio, qualcosa che noi parliamo per far comprendere un messaggio a qualcun altro. Quindi tu non l'hai solo spinta, tu l'hai spinta, perché spingendola hai voluto ripristinare un ordine, un controllo attraverso l'uso della forza. Un'altra cosa di cui gli uomini devono essere consapevoli è che devono sentirsi delegittimati a compiere tutta una serie di comportamenti di cui loro invece si sentono molto legittimati, di cui gli uomini si sentono molto legittimati. Altra frase molto sentita, molto utilizzata, quindi con spostamento della responsabilità e attribuzione di responsabilità alla propria partner. Ah sì, mi ricordo, certo, in quella situazione gli ho dato uno schiaffo, sì, certo, gli ho dato, e vabbè, vorrei vedere, avrei voluto vedere chiunque, ma smettila di insultarmi, cioè sono stato costretto. No, non sei stato costretto. Ci sono 1000 alternative di poter rispondere a una, chiamiamola di provocazione? Bene, ci sono 1001 alternative, perché scegli quella?
Quindi, cosa vi sto dicendo tra le righe? Che scegliere, cioè che un determinato comportamento è una scelta. Tu hai scelto di fare questo piuttosto che quest'altro, perché questo ha una funzione all'interno della coppia. Tu ripristini il tuo ordine, tu fai comprendere chi detiene il potere all'interno della coppia e con questi messaggi mantieni un controllo. Allora, ecco che un pochino abbiamo introdotto quello che è il lavoro del centro ascolto uomini maltrattanti. Il centro di ascolto uomini maltrattanti, io lo dico per chi non ci conosce, per chi ci incontra oggi per la prima volta, o servirà dar rinforzo per chi già invece ci conosce, è un servizio che si colloca tra i servizi di prevenzione e contrasto contro le donne e i minori. Pertanto è un servizio che si pone al fianco in primis del lavoro che fanno i centri antiviolenza e di tutti i servizi che sul territorio si occupano di questo tema. Non si pone davanti, non si pone dietro agli altri servizi. Finché non comprenderemo questo, i servizi, i centri antiviolenza continueranno a lavorare sulle emergenze. I centri di ascolto per uomini saranno delle cattedrali in un deserto, non si farà contrasto, meno che mai si farà prevenzione. Una vera prevenzione e un vero contrasto si possono mettere in essere quando le donne fanno un percorso, gli uomini fanno un percorso parallelo, altrimenti l'uscita dalla violenza è veramente improbabile. Logicamente potrei andare avanti per molto tempo, però siccome questo tempo non ce l'abbiamo e non è neanche mia intenzione, non dico però occupare troppo spazio, voglio dire perché noi siamo qua stasera. Noi siamo qua stasera, io ho fortemente voluto questa serata e poi la Presidente del MOS Barbara Tetti ha accolto, devo dire, senza troppe difficoltà. Perché parliamo non di violenza di genere, ma non solo di violenza di genere, che è sempre importante parlarne perché comunque oggi ci scontriamo con dei dati che sono veramente emergenziali, sono un bollettino di guerra. Però a me preme tantissimo aprire il nostro discorso ad una violenza che non abbia identità sessuale, che non abbia un orientamento sessuale. La violenza è nelle relazioni affettive, lo dico, e le relazioni affettive non sono soltanto eterosessuali, le relazioni affettive riguardano tutte le persone e in queste le persone LGBT. Non possiamo più dividere il mondo in segmenti, uomo contro donna. E adesso che cosa facciamo? Coppie etero contro coppie LGBT? Io, scusate, non riesco. Il mio è sempre stato anche quando io ho voluto fortemente il centro di ascolto uomini maltrattanti, per cui sono stata anche pesantemente contrastata, perché nel 2014, quando noi abbiamo attivato il nostro servizio, non ci hanno fatto l'applauso, Non è che ci hanno detto bene, bravi, caspita, finalmente uno strumento di lavoro in più, avvantaggiamoci di questo, la città di Sassari, che bello, abbiamo una cosa in più per fare tutta una battaglia comune. No, non è proprio andata così. C'è stata tanta confusione, ma c'è stata anche poca volontà da chi questa confusione l'ha creata nel venire a, verificare quello che si era erroneamente pensato e casomai rimettere le cose a posto. Quindi, come vedete, io sono un po' una rivoluzionaria, nel senso che comunque mi piace anticipare i tempi e pertanto, tornando al nostro discorso, quello che mi piacerebbe oggi è che dal momento che si parla sempre di violenza di genere, quindi un genere, l'uomo che maltratta, che picchia un altro genere, la donna, e questo purtroppo sta già avvenendo, si crea un altro stereotipo, pertanto se la relazione è tra pari, la violenza non può esistere, quindi abbiamo già una negazione, perché abbiamo in testa uno stereotipo. Ma facciamo che ci siano, delle persone più
illuminate, più sensibili, più, come posso dire, informate e si rendano conto che invece questa violenza c'è all'interno della loro coppia. Bene, allora questa può essere sottostimata. Questo è un altro pericolo a cui andiamo incontro. Quindi la serata di stasera sostanzialmente vuole fare in modo che questo incontro diventi anche, come dire, il sigillo di una vera attività di prevenzione, che non si arrivi un domani, già i dati sono abbastanza importanti, c'è stata, poi Barbara ce lo spiegherà credo meglio, sono già abbastanza importanti, sono da tenere in considerazione, quindi io non vorrei, io come persona, come donna, come presidente, come professionista, come tutto, non vorrei mai tra un anno, tra due, tra tre, a dovermi trovare a fronteggiare un'emergenza come quella che oggi stiamo fronteggiando per le donne. Con questo io devo ringraziare veramente la partner di questa serata, che è la Presidente del MOS, Barbara Tecchi, alla quale un giorno mi sono rivolta per telefono e le ho detto: senti Barbara, non ci conosciamo, cosa dici, pranziamo insieme, ho già pranzo, sì, pranziamo insieme dopo il lavoro e ci confrontiamo un attimino su questo problema? Guarda, ti porto delle cose. E lei giustamente, la persona aperta quale è, mi ha detto: bene, pranziamo assieme, e da quel momento è nata questa serata. Grazie alla dottoressa Malesa, e ha anticipato e forse anche introdotto Barbara Tecchi, Presidente del MOS, benvenuta. Io mi riaggancio all'ultimo discorso perché c'è un aspetto: si sottostima molto spesso la violenza perché nelle coppie, parliamo di coppie LGBT, perché se subita da un uomo o fatta da una donna sembrerebbe non altrettanto grave.